sindacato che vogliono. La libertà di scegliersi il proprio sindacato e di poter votare per scegliersi il proprio sindacato va garantita come condizione di democrazia e di libertà, e questa è la condizione per poter affrontare sostanzialmente questo tema. E concludo davvero con 3 proposte che vogliamo, oltre a questo, mettere nella discussione. Per tutto quello che ho detto penso che ci sia un primo punto chiaro. La CGIL la prossima settimana ha convocato un direttivo il 19 per decidere come continuare, come affrontare questa situazione. Per quello che sta succedendo in questi giorni, quello che noi vediamo è la continuazione di una partecipazione alla mobilitazione e agli scioperi molto forte che non ha precedenti. La prossima settimana in tante città d'Italia, al nord come al sud, sono organizzati scioperi della CGIL per continuare questa iniziativa. Bene, noi lo diciamo qui e lo vogliamo dare come contributo. Noi siamo perché il 19 non solo la CGIL decida di continuare la mobilitazione, ma arrivi alla proclamazione dello sciopero generale di tutti i lavoratori e di la nostra per modificare il decreto legislativo, compreso la modifica e la difesa dell'articolo 18. Non ci sono scorciatoie su questo punto e noi ci impegniamo, per quello che ci riguarda, ad avere questa coerenza e portare avanti questa battaglia. Pensiamo poi che se davvero vogliamo costruire qualcosa di nuovo non basta un'assemblea nazionale bella come quella di oggi con così tanta gente. Se davvero crediamo nella democrazia non la possiamo solo dire, la dobbiamo praticare. Allora la proposta che ci permettiamo di avanzare, se siamo d'accordo, è che assemblee di questo genere nei prossimi giorni dovrebbero essere fatte in ogni territorio, in ogni provincia. Io ho imparato almeno una cosa, che bisogna sempre dire quello che si pensa, e se questo apre una discussione è un bene, non è un male, perché solo se discuti anche con punti di vista diversi puoi trovare una sintesi. Se fai finta di essere sempre d'accordo o se accetti passivamente qualsiasi decisione non vai da nessuna parte. Certo, con un impegno e una volontà di ricercare una sintesi, di ricercare una capacità, ma questo è il punto che vogliamo aprire, se vogliamo aprire non solo un nuovo processo anche democratico nel nostro Paese, ma soprattutto se noi vogliamo riunificare il lavoro e rimettere il lavoro al centro della discussione di questo Paese. Infine, l'ultima, diciamo così, suggestione che ci viene, ragioniamoci assieme, sarebbe ad esempio importante, è solo un'idea senza una proposta già compiuta, se però questo lavoro noi lo finalizzassimo anche a un primo momento di visibilità più generale. E l'idea che a noi è venuta è questa. Il 20 maggio del 1970 fu votato e nel nostro Paese ci fu per la prima volta lo Statuto dei diritti dei lavoratori. Io credo che sarebbe importante, ma ragioniamo assieme, se il lavoro che abbiamo messo in campo, che mettiamo in campo, le iniziative di mobilitazione del sindacato, questi percorsi, se noi questo percorso che abbiamo gli diamo anche un primo momento che può riunificare, e se il 20 di maggio, non del 1970, del 2012, diventasse la giornata che in Italia rimette al centro il lavoro, i diritti, non solo la difesa dello Statuto, ma l'estensione di quello Statuto e di quei diritti come elemento che parla a tutto il Paese e ci rivolgiamo a tutti, credo che noi daremmo un senso compiuto, compreso il fatto, e questo deve essere chiaro, che non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Può votare il Parlamento anche cose che non ci piacciono, sappia che noi continuiamo la nostra battaglia e la nostra lotta, e quindi anche le forze politiche e il Parlamento debbono sapere che debbono fare i conti con quello che pensa la maggioranza di questo Paese, perché sono convinto che le forze, le nostre battaglie hanno oggi il consenso della maggioranza di questo Paese. E sarebbe già un passo avanti per superare quei 25 euro lordi che tolgono dignità al nostro lavoro, che è fatto di